Io le chiedo intanto quale messaggio intende lanciare attraverso questo libro dedicato a suo padre. Ma guardi, Rocco Chinnici, una personalità importante per la Sicilia, per Palermo e per il nostro paese. Io credo che la cosa più importante sia ricordare soprattutto i valori che Rocco Chinnici, come poi anche gli altri magistrati e gli altri uomini che hanno fatto parte del suo gruppo di lavoro, hanno portato avanti con il loro lavoro fino al sacrificio della vita, ma appunto quello che è importante è ricordare il loro percorso. Uomo, magistrato, è stato il creatore, l'inventore del pool antimafia. Iniziò proprio chiamando accanto a sé Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Giuseppe Di Lello. Inventò letteralmente le indagini bancarie patrimoniali che fino a quel momento non erano mai state adottate nei confronti della mafia. Mafia di cui intuì la pericolosità in un momento storico in cui di mafia neppure si parlava, sui giornali negli anni 70 non si leggeva la parola mafia. E poi c'è un ulteriore elemento che è proprio quello della divulgazione. Rocco Chinnici intuì che per sconfiggere la mafia era necessario anche parlare e si rivolgeva soprattutto ai giovani, spiegargli cosa era la mafia e quali azioni gravissime criminali era in grado di compiere. Erano gli anni in cui la mafia si arricchiva soprattutto grazie al traffico della droga, degli stupefacenti. Questo comportò a Palermo la diffusione dell'eroina e la morte di molti giovani, e questo lui non lo sopportava da un punto di vista ecco, come magistrato, ma devo dire soprattutto come uomo, e questa probabilmente fu la motivazione più grande. Se suo padre fosse ancora vivo, cosa penserebbe della mafia di oggi, secondo lei? Beh, la mafia di oggi è una mafia molto diversa dalla mafia degli anni 70, degli anni 80, è molto meno potente e molto meno diffusa. È ancora pericolosa, lo è sotto profili diversi, perché direi che ha abbandonato la strategia sanguinaria e violenta che aveva assunto invece negli anni 70 e 80. Quindi certamente metterebbe in guardia tutti noi, e forse ci spiegherebbe anche che proprio perché è meno visibile è più insidiosa e difficile da riconoscere. Il ricordo più bello di Rocco padre? Beh, il mio racconto è quello di un figlio, naturalmente parlo anche della sua vita professionale, ma in realtà il mio racconto è quello di un figlio, quindi tutti i miei ricordi sono legati alla mia infanzia accanto a lui, e credo forse le cose più belle, l'ho scritto, erano le passeggiate che facevamo insieme in una Palermo sempre tiepida, sempre dal clima primaverile anche in inverno, nelle vie dell'allora nuova zona residenziale, e io ero da bambino mano nella mano con lui. Un'ultima domanda, perché era un uomo scomodo? Era scomodo perché nel periodo, ripeto, parliamo della fine degli anni 70, dei primissimi anni 80, il lavoro di Rocco Chinnici fu profondamente impopolare, perché iniziò a toccare proprio quei gangli di potere politico, economico, i dirigenti pubblici che erano ammanigliati con la mafia o ne erano addirittura esponenti. Quindi questo naturalmente non venne ben visto dalla classe dirigente di quegli anni. Era scomodo anche per i suoi colleghi, per molti dei suoi colleghi, che vedevano nella sua azione un'attività che era rivoluzionaria in effetti rispetto agli equilibri di quel periodo.